Diamo il benvenuto a Fabrizio Barca, ringraziandolo per aver fatto in modo che il suo viaggio in Italia toccasse anche la Sardegna, un viaggio che è partito il 22 aprile dal suo circolo romano per fare in modo di cogliere spunti di riflessione per ripartire. Capita tra l'altro che la Sardegna non figuri neanche nei meteo nazionali, invece nel suo sito a supporto del suo viaggio la Sardegna c'era, però abbiamo notato che c'era una carenza di appuntamenti. Da lì l'invito, perché riteniamo che il nostro territorio abbia qualcosa da dire, soprattutto tante domande da porre a noi stessi e a chi ha a cuore le sorti della nostra casa democratica e del nostro paese. Che dire, ringrazio tutti voi innanzitutto per aver capito l'importanza dell'iniziativa, ringrazio il gruppo di lavoro con il quale abbiamo portato avanti in questi mesi con impegno e responsabilità la realizzazione dell'evento. Partiamo da alcuni spunti. Allora, io ho l'onere e l'onore di aprire le danze e questo quindi non può non coincidere con alcune riflessioni. Partiamo dalla prima. Senza un nuovo sistema partito difficilmente si riuscirà a dare all'Italia un buon governo. Ecco, questo è l'assunto che sta alla base del documento che analizzeremo insieme oggi. Due sono i presupposti per il cambiamento che più di tutti mi hanno colpito e mi hanno portato a ragionare sulla condizione attuale del Partito Democratico e del nostro territorio. Barca definisce indispensabile una base di convincimenti generali condivisi. Convincimenti generali di sinistra che dovrebbero contraddistinguere il nuovo partito e che, aggiungo io, a parer mio, avrebbero dovuto contraddistinguere il Partito Democratico, la sua nascita e la sua storia. Credere a qualcosa insieme ad altri è la leva culturale e simbolica che spinge a interagire e crea uno spirito di condivisione fra gli iscritti e con i simpatizzanti. È la leva che motiva l'impegno per finalità collettive di una parte del proprio tempo di vita e ispira rispetto all'esterno. Convincimenti generali condivisi sono necessari per disporre di un linguaggio con cui dialogare all'interno del partito e con gli altri partiti. Questa condivisione permette al partito di sviluppare una visione di medio-lungo periodo sullo stato della società a livello globale, nazionale ed europeo. Questo è un estratto del documento che ci aiuta a spiegarvi il senso dell'iniziativa e soprattutto il motivo per il quale abbiamo scelto Via Emilia, sede regionale del Partito Democratico, casa di tutti i cittadini democratici, però spesso o comunque a volte percepita diciamo, come di chiara e unica espressione dirigenziale, quindi poco inclusiva, quindi per pochi. Abbiamo fatto in modo di mettere in atto il concetto di partito palestra che Fabrizio Barca sviluppa nel suo documento e volevamo che fosse concretamente realizzabile. Questo è il motivo per cui siamo oggi qua. Un luogo attraente per tutti i cittadini, giovani e anziani, lavoratori e non, uomini e donne, convinti di avere idee da confrontare con altri, disposti anche a svolgere in modo volontario azioni di interesse pubblico come questa, capaci di filtrare o produrre idee operative o portarle con forza sul tavolo di chi governa. Sappiamo tutti che si va in palestra per mettersi in forma, per garantirsi benessere a se stessi e a chi ci circonda. È una vita senza acciacchi dunque. Lo stesso dovrebbe valere teoricamente per il partito, per i dirigenti, per gli iscritti, per i simpatizzanti. Tutto questo avviene attraverso il confronto pubblico che nel documento viene identificato come mezzo attraverso il quale ispirare fiducia agli iscritti, ai simpatizzanti, agli elettori e contemporaneamente incentivare ad impegnarsi a dare, creare conoscenza sul che fare. Il che fare poi è il perno su cui si fonda il nuovo partito. Il confronto pubblico quindi di fatto è quello che poi tra l'altro animerà questa giornata, me lo auguro, ce lo auguriamo tutti, è il solo strumento che può permettere giorno dopo giorno di smontare ciò che Barca definisce il partito sommatoria o compromesso di interessi particolari e quindi teoricamente dovrebbe agevolare l'affermazione del partito sintesi di interessi pubblici. Ecco, la nostra palestra oggi sarà un confronto informato, aperto soprattutto alla diversità, alla contestazione e alla considerazione convinta, e questo è l'aspetto che mi sta più a cuore, dei punti diversi di vista
dal proprio, per fare in modo che comunque ci sia una totale apertura nei confronti di punti di vista che magari non avevamo neanche preso in considerazione. Da lì nasce il confronto pubblico puro e sincero. Fabrizio Barca inizierà quindi con una sessione da 40 minuti cardio, durante la quale dobbiamo fare palestra, durante la quale presenterà il suo documento. Seguiranno poi 3 interventi dei circoli cittadini e tematico promotori dell'iniziativa, con 3 sessioni da 50 addominali, durante le quali sottolineeranno luce a loro caro del documento di Barca. Successivamente ci sarà un'ora abbondante in cui ognuno di voi sarà chiamato a fare una camminata veloce, intensa, in salita, in cui si cercherà di innanzitutto, come ho detto prima, condividere, o meglio, accogliere e condividere punti di vista differenti e poi contribuire alla realizzazione di quel partito, nuovo partito che si spera sia attrattivo, si spera sia indipendente dallo Stato, ma magari da sprone per il buon funzionamento dello stesso. Quindi mi servirà a tutti noi per il funzionamento della giornata che siate tutti rispettosi dei tempi, quindi pochi minuti a testa, in modo tale da garantire la più ampia partecipazione possibile. E ai vostri sforzi Fabrizio Barca risponderà facendo tesoro, ne sono convinta, della mobilitazione cognitiva che avverrà oggi in questa sede. Il lavoro di squadra che emergerà servirà innanzitutto a sottolineare appunti, disappunti, esperienze magari che si è convinti che siano in contraddizione tra loro e magari in realtà non sono neanche poi tanto distanti, si tratta solo di trovare il giusto modo di dialogare tra di noi. Quindi saranno 3 ore di pura palestra, in cui magari ci sarà qualche caloria in meno, qualche spunto di riflessione in più e poi tutti a farsi la doccia. Cedo la parola a Fabrizio Barca. Ma guardate, con molto piacere complessivamente questo viaggio, anche questa introduzione, questa enorme quantità di persone. Vediamo di usare, per usarla al meglio, visto la vivacità, anche il numero degli interventi previsti, gli interventi che ci potranno essere. Io cerco in realtà di fare un intervento più breve, perché, come dire, alcune delle idee che ho tirato fuori sono circolate e preferisco in qualche modo reagire più che agire. Metto sul tavolo solo alcune considerazioni. Partiamo per una volta, visto che sul tavolo in questa regione ci stanno delle primarie che stanno per avvenire, visto che ci sta un'elezione che incombe i 4-5 mesi prossimi. Sì, vivrete il congresso nazionale, sì, vivrete come dovete vivere, come viviamo tutti in tutta Italia, con Patema, questo governo, le elezioni, non ci sono il governo, però diciamo, sul tavolo c'avete questa regione. Partiamo, per me è praticamente facile farlo per un motivo, perché proprio in questa regione, in 2-3 vicende concrete che riguardano la vita delle persone di questa regione, in particolare nel Sulcis, che mi ha coinvolto nel comprendere gli errori gravissimi compiuti nel passato, il come fare a recuperare una fiducia dopo anni e anni di comportamenti sbagliati da parte dello Stato centrale e regionale. Mi è facile, dicevo, in questa regione darvi un messaggio partendo dalle cose concrete, perché è proprio in questa regione che sono nate alcune considerazioni. La considerazione principale, il messaggio principale del mio documento è il seguente. Noi siamo, ne abbiamo discusso ieri in una maniera particolarmente efficace parlando di un libretto di Carlo Borgomeo che è appena uscito sul Sud. Noi siamo, il paese è una trappola. Il paese è in una trappola del sottosviluppo. La trappola è una cosa molto semplice, immaginatevi diciamo un piano inclinato verso il centro e immaginatevi una pallina e qualcuno che tenta disperatamente di tirarla fuori dal centro che è più basso, la tira un po' su, poi la lascia andare e ricade dentro. La trappola in termini proprio concettuali è una situazione nella quale tu tenti di allontanarti da un punto di equilibrio che è basso, da una situazione dove c'è poca produttività, dove la qualità dei servizi sociali è cattiva, dove il livello di
esclusione sociale della popolazione elevato, dove il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione è molto elevato, tu tenti di allontanartene e rifinisci dentro, e ci sono forze molto forti che ti riportano nel punto di caduta. È trappola, perché le forze endogene della nostra società, politiche, sociali ed economiche, non sembrano riuscire a portarci fuori da questo punto, ok? Allora, la tesi brutale, antipatica, con cui io credo che noi dobbiamo fare i conti, che ci consente di uscire, ma di uscire non tirando fuori la pallina, ma modificando proprio il piano, cioè cambiando le forze in campo. La cosa con cui dobbiamo fare i conti è che se questa situazione c'è è perché in qualche misura una parte molto elevata della classe dirigente di questo paese, di tutti i comparti della classe dirigente di questo paese, di qualunque persona che eserciti funzioni direzionali su altri, le cui decisioni si riflettono su altri, si tratti di impresa, di terzo settore, di sindacato, di amministrazione pubblica o di politica, una parte elevata di questa classe dirigente non vuole uscire da questo stato di cose, non ne è capace, non ne è capace, non vuole. E un pezzettino di tutti noi, anche quelli che di noi non sono classe dirigente, ha l'elevato dubbio che non ci sia nessuna possibilità di uscire da questo stato di cose. È estremamente diffusa, al punto tale che si diffonde, come si è diffusa in altri momenti della storia nazionale, non della Repubblica, ma della storia nazionale, o addirittura pre-nazionale, tanto vero che si è diffusa nel paese ed è diffusa l'idea che ci sia un problema di mentalità, cioè che noi, dicevamo con Carlo Borromeo, di cultura, potremmo dire con un termine più raffinato, cioè che noi italiani, quanto comunemente vediamo, quanto comunemente capita a noi stessi dire noi italiani in questa fase, ecco, se ci scappa in questa fase già una speranza, cioè ci dà l'idea che potremmo cambiare. Questo convincimento da cosa deriva? Dalla sensazione che in definitiva stiamo male, non cresciamo, ma che forse potremmo stare presumibilmente addirittura peggio. Se alle elezioni scorse il Partito Democratico nella sua coalizione non vince il voto, non è perché qualcuno ha fatto una cattiva comunicazione, ma perché una parte elevata della popolazione italiana si convince che non c'è, che non esiste un disegno per uscire dalla trappola, perché non può esistere, e non esistendo quindi, ed essendo quindi destinati a rimanere in un sistema nella quale la qualità dei servizi pubblica è pessima, in ricambio di quelle che sono le nostre imposte, sistemi di selezione del personale nella pubblica amministrazione, le nomine nelle banche e nelle fondazioni bancarie, non faccio questo esempio a caso, la selezione nei concorsi per fare l'insegnante, la scelta dei precari che avranno una chance o non ce l'avranno, addirittura la risposta di alcune imprese non viene da principi di uguaglianza e di opportunità che rispondono al fatto che tutti abbiamo diritto, o addirittura a una previsione costituzionale per quanto riguarda il settore pubblico che prevede il fatto che tutti dobbiamo avere la stessa possibilità di accesso, ma deriva da meccanismi e quindi dalla tentazione che abbiamo, specie quelli di noi che non appartengono al ceto medio abbiente o comunque a un ceto medio che in qualche modo se la scampola, ma quelli che di noi e quelli che di noi fuori da questa stanza non hanno mezzi, hanno dei figli in difficoltà, o io dico sempre perché lo vediamo in circolazione, a dei giovani, a una giovane coppia che comincia a rasentare l'età in cui il rischio di non fare più i figli, se continui a tardare a farlo perché non te la senti di farlo, si avanza la tentazione di dire io gioco la partita che c'è, e la partita che c'è presuppone delle relazioni, dei nepotismi, dei legami, e quindi io voto per il PDL o per Berlusconi, non per sbaglio. Quel voto non è un voto per sbaglio, è un voto di scelta che alcuni di noi, mi auguro non in questa sala, ma alcuni di noi cittadini, che ognuno di noi ne conosce di gente che ha votato PDL, che non è a fare voto.
ognuno di noi li conosce, se no non andava al 10%. E colui che non è andato a votare o che ha votato 5 Stelle è colui che ha detto no, io a questa partita non ci sto, ma preferisco buttare tutto all'aria, o perché sono tutti uguali o perché butto tutto all'aria. Quindi tu hai una proposta, tu come Partito Democratico e Coalizione Centrosinistra, che non convince di essere capaci di fare e di volere fare, capaci e volere un cambiamento radicale come quello che è necessario. Questo è il presupposto del mio ragionamento, nel quale uso degli strumenti analitici, che sono gli strumenti, perché, come dire, questo è anche la necessità per uscirne, di tornare a ragionare di cultura politica, non di improvvisare 5-6 proposte, magari 5-6 un po' più accattivanti e che sono un po' più coraggiose delle altre 5-6. Noi dobbiamo leggere il perché siamo in questa condizione, dobbiamo avere una visione di quello che l'Italia può essere a 20 anni, dobbiamo tornare a fare cultura politica, quindi abbiamo bisogno di una lettura, e nel darvela io uso strumenti che nel dibattito internazionale si usano per capire come mai un paese qualche volta si incarta. Noi ci siamo incartati in una trappola da 20 anni, ben prima della crisi, e poi in questo incarto una parte dell'Italia, il mezzogiorno continentale, ma persino la Sardegna, e dico persino la Sardegna perché la Sardegna ha dei tratti culturali rilevabili, l'esercizio l'abbiamo fatto di recente con Carlo Trigiglia, che non è ancora uscito, l'attuale ministro della coesione territoriale, l'esercizio che avevamo iniziato 3 anni fa. La Sardegna ha delle differenze positive rispetto all'intero sud continentale e Sicilia, mettiamola nel continente, molto forti, che rendono ancora più incomprensibile perché questa regione non ce la faccia. Lo sappiamo che c'è l'insularità, c'è la difficoltà, la ruralità, benissimo, ma è una regione per la quale alcune spiegazioni di perché, del tipo in Italia la cultura, non ci sono relazioni fiduciarie, sono problemi comportamentali, è sempre andata così, non valgono, perché questa regione ha tratti comportamentali di orientamento molto più simili a quelli del centro-nord del paese che a quelli del sud continentale. Quindi qui è ancora più comprensibile, ma non è strano che avvenga anche qui, perché la Lombardia va bene, l'Emilia Romagna funziona, è ferma da 20 anni, è ferma una regione che è controllata da 20 anni da CL, ed è ferma una regione che è controllata da 20 anni dal Partito Comunista prima e poi dal Partito Democratico. Che cosa hanno in comune? Al di là delle differenze importanti che riguardano la salute, l'eguaglianza, cioè non voglio, il modello emiliano è un modello evoluto, ma perché si ferma anche lui? Si ferma anche lui per motivi simili, perché la classe dirigente di questo paese si incista, si chiude al cambiamento, alla concorrenza, al rinnovamento, a quella parte che dovremmo come Partito Democratico prendere dalla tradizione liberale del partito azionista, liberale del partito socialista, liberale del partito radicale, quello fondato da Francesco Saverio Nitti nel 1907, cioè di una tradizione nella quale è fondamentale in ogni società democratica il continuo rivolgimento e cambiamento delle classi dirigenti in tutti i campi, e invece no, questo si è bloccata, e parte di questo blocco è rappresentato dal fatto che i partiti, e anche il Partito Democratico, un partito che si è schiacciato, questa è la diagnosi che io faccio nel mio documento, sullo Stato, si è identificato col governare, si è non distinto più dal governare. La sua finalità è stata quella di prendere pezzi di classe dirigente, eleggerla e poi fare da megafono, anzi oibò, che continuasse a mobilitarsi e a discutere. Quindi di un partito schiacciato, di un partito statocentrico, tanto statocentrico da arrivare a occupare posizioni del sistema pubblico, perché ovviamente essere eletti è sacrosanto, anche quelle che dovrebbero essere a gara, che sono le posizioni degli enti pubblici. Questo avviene dappertutto, in tutto il paese, dalle ASL alle ARPA, alle strutture per i rifiuti. Il gioco per cui io non mi candido qui, io penso qua, l'assessore si è ritirato, non invece di andare a deputato, allora ti metto queste cose, è il gioco di questo paese, che porta a mettere le persone sbagliate nei posti di rilevanza per il governo. Questo cosa ha determinato? Aggravamento di un dato di cui non è responsabile il Partito Democratico, ma è responsabilità collettiva del nostro paese, che è un dato importante, che rimarco molto nel mio documento.
stamattina Francesco Pigliaro ci rifletteva molto, io lo dico molto nel mio documento. Noi abbiamo un'anomalia, sì, l'anomalia dell'Italia rispetto agli altri paesi non è nel fatto che noi siamo italiani, abbiamo una mentalità diversa, oppure rispettiamo meno le norme, tutte queste menate che ci diciamo quando vogliamo trovare delle giustificazioni a quelle che sono la nostra scelta di non cambiare, perché ci conviene non cambiare. Noi abbiamo una differenza, ce l'abbiamo però grossa. Noi abbiamo lo Stato, la pubblica amministrazione peggiore dell'intero mondo occidentale. Questo è un dato di fatto. Ci sono delle ragioni analizzate, noi non abbiamo saputo rinnovare quell'amministrazione che aveva avuto all'inizio del secolo scorso dei trascorsi importanti, l'abbiamo rovinata durante il fascismo, non abbiamo avuto per una serie di ragioni legate alla guerra fredda, ad alcune scelte, adesso è lunga, ma bisogna farci conti, noi non la cambiamo nel dopoguerra. Facciamo una scelta straordinaria grazie alla classe dirigente che esce dal dopoguerra, 25 anni, 30 anni, 32 anni, 33 anni, 35 anni, con qualche vecchio, ma la larga maggioranza avevano una media di 32-33 anni, quelli che escono dalla resistenza. Noi invece costruiamo un sistema importante, quello delle partecipazioni statali, la Cassa del Mezzogiorno e le partecipazioni statali, che per 10-15 anni sostituiscono l'amministrazione debole. Dentro lì, dentro le telecomunicazioni, dentro le ferrovie, dentro la costruzione di autostrade, dentro le bonifiche che vengono realizzate, noi abbiamo dentro il sistema di elettrificazione, l'Italia mette un pezzo di dirigenza pubblica di altissimo profilo, ma intanto non rinnoviamo la pubblica amministrazione. Morale, senza farla lunga, oggi noi ci troviamo con un'amministrazione molto fragile, fragilissima a Roma e fragile nelle regioni, fragilissima a Roma e fragile nelle regioni. Il problema, voglio dire, i nostri nemici, i nostri avversari, però più gradevoli nemici, come la Lega, non è che non avevano capito qualcosa. Il problema è che quando sono arrivati a Roma hanno fatto peggio di tutti quanti, quelli che c'erano stati prima. L'amministrazione pubblica romana è in una posizione molto grave. Perché? Perché siamo un paese normocentrico, noi riteniamo che la gestione delle imposte, delle tasse, delle pensioni, della riforma della scuola, la risistemazione del sistema pensionistico, stamattina Francesco parlava molto, perché c'è bambini che appena mandati a scuola continuiamo a parlare di assistenza all'infanzia, quel costo dei libri scolastici, gli interventi sociali, la cura degli anziani, domiciliare integrata agli anziani, sono tutti servizi che noi riteniamo di poter cambiare scrivendo norme. E non presidiamo, è tipico della nostra tradizione amministrativa, non presidiamo i processi di attuazione. Questa regione lo sa cosa vuol dire questo, quanti soldi arrivano a questa regione, quante patacche, quanti titoli. Nel Sulcis questo, come dire, quanti soldi ha avuto, se sommate 700 milioni di euro, ma dove sono finiti? Ma chi li ha usati? In che modo? Per fare cosa? Con quale esiti? Quanti soldi per la formazione? Quanti soldi per la dispersione scolastica? E che effetti hanno avuto? E che risultati sono stati tirati fuori? Ma dove presidiamo l'attuazione? Durante il governo Monti, la metà dei decreti attuativi, e un decreto attuativo di un ministero è quello che viene prima dell'attuazione, cioè non puoi neanche attuare l'attuazione quando neanche comincia ad attuare. La metà dei decreti attuativi attuati durante il governo Monti riguardavano il governo Berlusconi e il governo Prodi, norme del governo Prodi. Allora, questo rende non impossibile il governo del paese, non so se è chiaro. Questa è un'anomalia italiana, anomalia tenuta in vita dal fatto che su questo sistema vivono decine di migliaia di persone, lucrano decine di migliaia di persone, perché crea dei canali alternativi di alimentazione, di sussidio, di erogazione. Una per tutte di un uomo che rispetto, perché quelli che non rispetto neanche li cito, che è Remo Gaspari, che pure al suo Abruzzo ha saputo dare qualcosa. La famosa battuta di Gaspari, quando gli dissero, ma insomma, quando era Tangentopoli, ma insomma Gaspari, ma lei ma le pare possibile, hanno detto che lei attraverso i suoi uffici lei ha assunto 10.000 persone. E Gaspari guarda l'intervistatore con un occhio, la televisione ancora quella lenta, lo guarda con lo so che quasi se lo mangia, dice: ma cosa sta dicendo? Io ho dato da lavoro a 1 milione di persone.
e quindi il non funzionamento delle modalità appropriate serve per costruire, e noi lì eravamo negli anni 70, negli 80, nei 90 e lì siamo oggi. Okay. Allora, se questa è la diagnosi, di cosa hai bisogno? Hai bisogno di uno shakeraggio significativo. La domanda è: hai bisogno di un diverso modo di amministrare. Qua la cosa va sul complicato, invece io la faccio rapida. Ovviamente vengono le suggestioni forti dall'estero. Noi abbiamo vissuto, il Partito Democratico ha vissuto dalla sua nascita due suggestioni molto forti, quella anglosassoni, perché c'è questa nostra guardare al mondo anglosassone, è sacrosanto perché abbiamo molto da imparare, però bisognerebbe sempre, come dire, imparare fino in fondo. Noi abbiamo guardato i due nostri grandi dirigenti del nostro partito, che rispetto per un motivo, che sono persone intelligenti, l'hanno fatto, poi hanno, come tutti, hanno fatto i loro errori, forse qualcuno anche i suoi danni, ma li rispetto perché il disegno c'era. Hanno guardato al Partito Democratico americano e hanno guardato l'esperienza laburista inglese. E la cosa più straordinaria è che ancora una parte rilevante del gruppo dirigente guarda soltanto a queste due esperienze. Allora misuriamoci un secondo, non possono misurare che... Allora, siamo d'accordo che uno dei pali di questo paese è un radicale rinnovamento. Attenzione, non la faccio lunga, radicale rinnovamento vuol dire anche delle dirigenze del sindacato, perché su quel letto ci dormono tutti. Quando tu monti la concertazione, in un sistema in cui tutti sono in basso, la formazione è tenuta in piedi dalle associazioni imprenditoriali, da quelle sindacali, e sappiamo perfettamente che serve in larga misura a dare salari ai formatori, non a migliorare le condizioni dei formati. È evidente che ti posizioni in basso. Però adesso andiamo sul complicato, perché fino a qua ci siamo. Dobbiamo cambiare, siamo d'accordo che dobbiamo cambiare, un forte rinnovamento, benissimo, non è che tutti la pensino così, Però noi facciamo finta adesso che ci interessa il come, perché il come è tosto, lì è il punto. Ci sono due tesi sul tavolo, questo è il tentativo difficile, non posso dire di successo fino adesso di quello che ho fatto, perché non sono riuscito a farmi, come ho detto scherzando, a farmi attaccare. Perché non mi attaccano né quelli che io, quando io vado in giro a dire queste cose sugli enti pubblici, cazzo, ci sta una montagna di gente che ha dei posti negli enti pubblici, ma qualcuno mi vuole attaccare e dire che va, la smetta di dire, nessuno lo fa perché ti scopri, perché si capisce che sei uno. Io non sto dicendo che una persona con la testa del Partito Democratico non possa prendere un posto in un ente pubblico, essere selezionato come diacomando, non sto dicendo questo, però sto dicendo che deve esserci un modo di selezione concorrenziale. Ma non riesco a farmi attaccare neanche su questa seconda e più complicata cosa. Allora, come la facciamo sto radicale rinnovamento? Il modello lo facciamo col modello alla Brera. Allora, quel modello dobbiamo guardarlo con rispetto, perché è un modello che è stato costruito, e questo è un punto molto importante, attraverso 7 anni di durissimo lavoro. Non è che una mattina ci si sveglia e si costruisce, facciamo il modello Brera, 6 provvedimenti che ci hanno messo 7 anni. Allora, erano rimasti sconfitti, avevano il thatcherismo. Verso la fine del thatcherismo hanno cominciato a discutere, si è formata una classe dirigente, hanno discusso nel partito laburista che era molto vivace, hanno fatto dei cambiamenti, ci hanno messo 7 anni, tra il 90 al 97, il 94 poi muore il vecchio segretario più di sinistra, viene Blair ci mette altri 3 anni, nel 97 vanno al voto e vincono 3 volte. Quindi il primo messaggio che ci viene da quell'esperienza, che ci vuole lavoro e sodo, come anche dal Partito Democratico americano, che qualcuno a un certo punto si è sbagliato in buona fede, l'idea, quella sciocchezza diciamo del partito leggero, come è nata, guardando al Partito Democratico e vedendo che sembrava un partito che aveva poche funzioni. Non si sono accorti che il Partito Democratico ha una struttura leggera, ma ha nel mondo moderno, e voi lo sapete, molti giovani che se li vuole ci sono in questa sala, sanno che nei sistemi di rete devi guardare alle connessioni, non puoi guardare solo al fuoco. Il Partito Democratico è al centro di un sistema di rete che ha rapporto con potentissime associazioni, tra cui quella sindacale che è molto forte, dei metalmeccanici, come se il Partito Democratico avesse un rapporto fortissimo con la FIOM. Avere un rapporto con la FIOM non vuol dire essere condizionati dalla FIOM, vuol dire che dal sindacato americano riceve conoscenza, perché quello che cambia il mondo è la conoscenza, è il sapere. Obama, per capire come diavolo cambia la Chrysler, chi gliel'ha detto? Dove l'ha imparato? Le idee, da dove sono venute? Dal sindacato. Il sindacato dove le ha prese le idee? Dagli operai.
E poi il resto delle reti, l'associazionismo che si organizza attorno all'ambiente, al genere, al clima, pensate a tutta la battaglia di Gore, alla salute. Da dove è venuta? Perché lui è riuscito con fatica a fare qualcosa sulla salute e Clinton no? Perché ha mobilitato pezzi dell'associazionismo attorno ai temi della salute. Quindi se guardate fuori scoprite che è una modalità organizzativa moderna di un mondo dove il partito non può più pretendere di essere una struttura pesante che tutto assorbe e tutto conosce, perché i giovani, gli anziani amano o vogliono dedicare il loro tempo libero, il loro tempo di volontariato in attività specifiche. Io mi occupo di salute, magari non mi ci scrivo neanche, ma quando arriva il momento io riverso nel Partito Democratico le idee che ho maturato, perché è il partito che so che potrà tradurre alcune mie idee che io pratico nell'Arkansas o nel Kansas in un'idea nazionale, ok? Quindi il primo errore guardando agli Stati Uniti è questo. Secondo punto importante, il secondo che non è un errore, il laburismo. Come si immagina, qual è l'idea del laburismo? Qual è l'idea detta proprio, tutte le cose si possono dire in un'immagine. Si chiama modello di una società di mercato, Il problema è questo, il laburismo constata l'insuccesso o il successo parziale o gli insuccessi, si usa il plurale quando si vuole sminuire la gravità, non l'insuccesso sembra il fallimento, gli insuccessi della socialdemocrazia, da cui dobbiamo partire per capire dove andare avanti. Non è che la socialdemocrazia va in crisi perché i capitalisti cattivi o una nuova ideologia del distrutto, perché ha dei problemi. Ricordate l'egemonia, non è più le idee socialdemocratiche non riescono più a essere egemoni perché hanno incontrato dei problemi. E il problema che hanno incontrato è che la società che è stata costruita, che viene costruita in quegli anni, che era stata costruita dalla grande, straordinaria socialdemocrazia inglese, ma anche nei paesi scandinavi, eccetera, era una non compatibile con due cose. Non produceva servizi della scuola, della salute, per l'infanzia, per i bambini, personalizzati. Andava bene per la fase iniziale di sviluppo, quando si veniva dal nulla, quando la gente passava dal non essere istruita a essere istruiti tutti. Ma negli anni 60 milioni di cittadini in Europa e oggi pretendono di avere l'istruzione per me, la salute per me, la personalizzazione, concetto tra l'altro di ricentralità della persona. Questa roba la socialdemocrazia, che è costruita molto dall'alto verso il basso, non la assolve, ok? Questo è il primo punto. Il secondo punto, perché nel suo sviluppo straordinario la socialdemocrazia, nell'attuale giro per il mondo, l'articolo 3 della nostra Costituzione, cioè nel dare a tutti opportunità, si dà carico talmente tanto del rischio di non aver lavoro e introduce un livello di sussidi, di disoccupazione e di ammortizzatori sociali talmente ricco da non essere più compatibile col capitalismo, che è il modo di produzione in cui stiamo, che non lo regge un sistema del genere. Forse nel comunismo, fra 100 anni, 150 anni, a cui è ragionevole aspirare, potremo avere un mondo in cui noi continueremo a lavorare, ma oggi con quel capitalismo. E per chi di voi invece ha un po' più di età come me, si ricorderà che questa critica alla socialdemocrazia la faceva il Partito Comunista Italiano, che criticava la socialdemocrazia dicendo: è attenta, si chiamano riforme Granio, Claudio Napoleoni, per qualcuno di voi si accende qualche pezzi della nostra storia, che forse è bene sapere, perché non è nostalgia, è conoscenza, e anche ai giovani io cerco di dirla, perché se non sappiamo gli errori che abbiamo già commesso o i passi già compiuti, li ricommettiamo. Il Partito Comunista Italiano dice: attenti, regge questo welfare così ricco perché i profitti sono altissimi, quando i profitti scemeranno non ci saranno più la trippa per i gatti, non avremo più soldi per dare il sussidio di disoccupazione a tutti. Infatti quando i profitti si riducono, i giovani inglesi cominciano a non avere più ragione di lavorare. I giovani inglesi partivano, andavano in America Latina con i soldi del sussidio di disoccupazione che valeva 3 in America Latina, e vivevano a vita col sussidio di disoccupazione. Non è un sistema, non è un sistema, lo sarà quando saremo tutti così solidari, confuciani o comunisti, quello che volete, che il livello di solidarismo sarà tale che lavoriamo comunque. Non è il mondo in cui siamo, non ce l'abbiamo fatta a costruire una società così coesa, ok? Quindi se la socialdemocrazia è in difficoltà per una ragione, ma il laburismo reagisce dicendo: sapete cosa c'è adesso? Io rendo i cittadini
imperatori delle loro decisioni, quindi stringo i sussidi, faccio il means testing, quindi do i sussidi, però verifico che le persone poi trovino lavoro, quindi costruisce dei meccanismi, ma soprattutto nel campo dei servizi pubblici, la scuola, la salute, la cura dell'infanzia, costruisce un meccanismo fortemente tecnocratico nel quale si identifica la qualità di questi servizi in base a degli indicatori, a una enorme quantità di indicatori, costruendo delle procedure. Non è vero, il neolaburismo non è il ritiro dello Stato dalle sue responsabilità, se no non abbiamo capito niente. Il neolaburismo determina in Gran Bretagna un aumento della spesa pubblica dal 38 al 44% del PIL, quindi si spende di più durante il laburismo, ma si spende in modo diverso, immaginando che una riforma della scuola, e si capisce bene se faccio l'esempio sulla scuola, si fa così. Io stabilisco che una scuola buona è una scuola dove sono soddisfatti i seguenti indicatori: livello di competenza in matematica, li misuro, 5-6 indicatori. Le scuole che non rispettano queste vengono chiuse o vengono messe in una categoria con scritto cattiva scuola. I cittadini, noi, leggiamo che la scuola è cattiva, non ci mandiamo i nostri figli, come non andiamo dal macellaio che ci ha venduto la carne cattiva, per questo si chiama società di mercato. Usiamo il meccanismo di mercato, ci vado o non ci vado, ci vado o non ci vado, ok? Rendendo chiaro ed evidente a tutti noi se i servizi sono buoni. Suona bene, ve la sto raccontando, cercando di convincervi che ha un senso, perché è logica, peccato che sia totalmente sbagliata. Perché la retorica vuole questo, non è facile dire, tutto sbagliato. È una idea notevole. Dov'è il suo errore? Profondo. È semplice. Che se a me piace la carne grassa, io vado al macellaio, gli chiedo, mi dà la carne grassa bella saporita, vado a casa, la cuocio, dopo 2 ore so se il macellaio mi ha dato la carne buona o no, e decido se tornarci o meno. Faccio un altro tentativo dal macellaio, gli dico, ti avevo chiesto la carne grassa, se la seconda volta non me la dà, cambio macellaio, giusto? I prodotti di cui parliamo, la scuola, la manutenzione del territorio, l'infanzia, l'assistenza domiciliare integrata, sono prodotti complessi che non sono giudicabili in un'ora o un minuto. Nel tempo che ho capito che mio figlio sta andando a una scuola sbagliata davvero, mio figlio ha già 16 anni, è finita la baracca. In aggiunta, quali sono i cittadini in una società che si possono permettere di passare 2 o 3 ore al giorno a cercare di capire i numeri della scuola che va, la scuola che non va, andare a parlare con i professori, cercare di comprendere gli indicatori complessi sulla salute? Sono i ceti urbani, cioè quelli che hanno dei mezzi. Quindi questo sistema è un sistema che taglia fuori, come taglia fuori in Gran Bretagna, 2/3, 3/4 della popolazione. I genitori delle famiglie abbienti cominciano a spostare i figli nelle scuole, gli altri rimangono fregati perché non hanno neanche i mezzi per cambiare zona della città. Risultato del metodo laburista: peggioramento della situazione scolastica, risultati nulli per la salute, modestissimi per quanto riguarda la povertà dei bimbi, disastrosi per quanto riguarda il sistema trasportistico che rimane il peggio d'Europa. Cerchiamo di guardare le cose come faccio, perché noi abbiamo questa mitologia degli anglosassoni. Allora, e rivengo a noi, qual è l'errore concettuale? È semplice e ci consente di capire, se capiamo l'errore, cosa dobbiamo fare. L'errore è il seguente: è un errore di tecnocrazia, è un errore di illuminismo, è l'idea, in altre parole, che un gruppo di tecnocrati, i migliori, e in Inghilterra erano i migliori, quindi prendete i migliori, i 10 esperti di scuola, proprio quelli che, i 10 saggi, quelli che piacciono al nostro Presidente, prendete i migliori saggi del mondo, li mettete in una stanza, gli dite di dire come va disegnata la scuola, gli dite di dire come si misura l'efficacia di una scuola, i migliori, bene, quella conoscenza lì sarà il 5% della conoscenza necessaria a far funzionare il sistema scolastico, perché il resto della conoscenza per far funzionare la scuola, fare funzionare i servizi, sta nella testa di coloro che i servizi li erogano. È nella testa degli insegnanti, è nella testa dei dirigenti scolastici, è nella testa anche del personale, non lo dico per populismo, ma perché lo conosco quel sistema e l'ho studiato,
del personale non scolastico della scuola, che ha un ruolo di ammortizzatore nelle scuole difficili del paese, perché quei 10-20 ragazzi difficili, chi se li cucca? Non se li cucca l'insegnante, ma se li cucca quel bidello di cui divengono amici, che riesce a portarli in giro. Allora, il disegno di una buona politica scolastica, attenzione, non sto facendo il localista che dice non c'è bisogno di un governo nazionale, di un forte indirizzo o di 10 saggi, per carità se servono. Serve l'Invalsi, serve la valutazione dei costi standard, come diceva stamattina il mio amico Pigliaro, della salute. Servono a come? Io devo saperlo se la ASL sta spendendo il doppio o la metà di quell'altra. Ma non possiamo pensare che quell'informazione riassuma tutto quello che c'è da sapere. Allora, per cambiare argomento sulla salute, io osservo che una ASL di Sassari, di Cagliari o di quello che volete sta spendendo di più, prendo il mio bel bagaglio, vado in quell'ospedale, discuto e mi chiedo: ma come mai spendi di più? Hai più patologie? Hai scelto dei macchinari più costosi e perché? Sono diverse e non me ne sono accorto? Sono meno rischiosi? In altre parole, in termini di efficacia sulla salute, sul risultato per ogni malato di cancro standardizzato, hai una resa migliore? Sì, ho una resa migliore. Porca miseria, cavolo, spendi di più ma ho una resa migliore. Oppure no, non ho una resa migliore. Dico: ragazzi, facciamo i conti, perché tu stai comprando al doppio, c'è qualche inghippo, sei un po' cretino, hai fatto i bandi fatti male. Allora, il miglioramento dei servizi, di qualunque servizio, lo stesso vale per le frane, lo stesso vale per il SULCIS, per la realizzazione di una bonifica, cioè è la qualità della spesa, cioè del come usiamo i nostre tasse in un paese, che le usa male, e dove la reazione forte la sapete che qual è? Ridurla, perché se buttiamo i soldi li riduciamo. La risposta nostra di sinistra è no, perché è uno strumento fondamentale per la produttività, per la crescita, per lo sviluppo e per l'uguaglianza delle opportunità dei cittadini, ma io costruisco un meccanismo di governo che usa gli strumenti della modernità, usa il monitoraggio, usa gli indicatori, usa la valutazione, usa i siti aperti, usa il fatto di diffondere l'informazione. Ci stanno 605 milioni di euro messi sul SULCIS. Me ne sono occupato e ho usato il metodo che vi sto dicendo. In un giorno di febbraio abbiamo messo l'ultimo stato di avanzamento delle opere. Voi, se lo aprite nel vecchio documento, trovate per ogni intervento non solo l'importo, non serve a niente, ma lo stato di avanzamento e il giudizio della mia squadra romana sul fatto se lo stato di avanzamento fosse affidabile o meno, se c'erano ostacoli e la descrizione di quali sono gli ostacoli, ok? Così si governa, ok? E chi se li guarda questi dati? E chi se li legge? E chi mobilita i cittadini per dire che qualcosa è stato fatto e non è stato fatto? E a che serve? Sono stati aggiornati. E chi verifica che siano stati aggiornati? E chi chiede al governo attuale se sono stati aggiornati? E chi scopre che una cosa è molto avanti e dice: porca miseria, tra 7 giorni, lo so perché l'ho verificato, verrà annunciata la conclusione di una di quelle operazioni, la più innovativa, il bando pubblico per nuove idee, ci sono 55 milioni di euro, verranno annunciati 6 vincitori più 10, ma quello è solo l'inizio di un processo di attuazione, poi bisogna metterli insieme, fare coprogettazione. E chi sta addosso a chi coprogetta? La responsabilità sta in Vitale. E dove avviene? Una stanza romana? O non si deve aprire su quello un pubblico confronto? Non c'è qualcuno che deve usare quei dati? O non deve scoprire e dice: ma che ne è di questa? Ma che ne è di questa come si chiama? Di questa bonifica che in realtà è rimasta indietro? Qua ci sta scritto che doveva essere chiuso a luglio il progetto esecutivo, non è stato chiuso. Lui ha fatto bene, lui ha fatto male. E dei soldi, enorme quantità di soldi messi sulla dispersione scolastica in questa regione, che ne è stato? Hanno avuto effetto? E perché dopo essere scesa per 5-6 anni ha cominciato a risalire? Cosa è successo? Queste sono le uniche domande che contano, e questo mi consente di chiudere, perché se governare vuol dire non costruire, non pensare che ci sia qualcuno a Roma o a Cagliari
o in comune, nel governo, il quale sa cosa deve fare, quindi che il nostro compito si esaurisca nello scegliere i tecnici migliori. Ma se pensiamo che governare voglia dire un processo di mobilitazione nelle quali la conoscenza che tutti abbiamo viene estratta nelle filiere di produzione, il partito è lo strumento, è la risposta alla mia domanda. Chi altri se non un partito? Il partito è il luogo, e non importa che tu abbia eletto, anzi il tuo sindaco, e io ho usato questa espressione nel caso del Sulcis, la solitudine dei sindaci del Sulcis, perché? Perché Barca aveva proposto delle cose, loro mi guardavano durante quella riunione drammatica terminata con il volo in elicottero, loro mi guardavano i sindaci e si vedeva quando mi guardavano che si domandavano: ma questi qua, Passera, Barca, De Vincentis, ma sono gli ennesimi, ne abbiamo già visti tanti o c'è qualcosa di nuovo? Poi c'era Torre Cherchi che li guardava e cercava di dirgli: guarda, credeteci, noi usavamo un linguaggio diverso, si vedeva che proponevamo i soldi sono sempre quelli, ma proponevamo un metodo diverso, quello che era diverso era il metodo, e alla fine i sindaci hanno firmato. Dopodiché noi se ne siamo andati, come si dice a Roma. I sindaci rimangono, sono rimasti sul territorio, la bomba l'hanno messa a uno dei sindaci di quel territorio, no a casa mia. I sindaci sono soli se non c'è un partito. E dov'è il Partito Democratico in quel territorio, a parte la straordinaria figura di Cherchi e di altri? Ma altre 8 persone non fanno. Partito vuol dire circoli che discutono, che usano i dati. Dice: ma come mai i 5 Stelle in quel territorio prende il 33-35%? Perché la gente, la società non trova un luogo. Se la società avesse 10-20 circoli nel Sulcis in cui sa che va lì, vuoi sapere che ne è del tuo porto e della strada che doveva passare per Carbone, che quando ho cominciato a occuparmene se ne parlava da 4 anni, ho scoperto che non avevano neanche deciso tra i sindaci e con la regione il tracciato. Lascia perdere il progetto preliminare, non era deciso il tracciato e non mi risulta che a oggi sia stato ancora approvato. Ma di cos'altro vuoi discutere nel territorio per dare il senso che lo Stato esiste se non questo? E chi gli sta addosso se non un partito? Questa è l'immagine del partito che ho io, questa è la proposta di partito che io penso che ci sia, questa è la vocazione che ho sentito nelle corde di molte persone. Ovviamente un partito così, e chiudo su una parola importante che tu hai detto all'inizio, un partito così è un partito faticoso, solo che si vede che sto sudando e fatico. Allora, com'era che devo fare 40 minuti di cosa? Com'era? Di cardio. Ma un partito faticoso, perché è più faticoso fare questo che venire a fare la chiacchiera, è più faticoso fare questo che dare un'intervista in televisione, è più faticoso questo che fare un talk show televisivo. È un modo faticoso di impegnare, di volontariato, però è anche divertente, affascinante. Hai addirittura qualche volta la sensazione di cambiare le cose. Per farlo, come ti ho detto all'inizio, ci vogliono dei convincimenti condivisi, dei sentimenti, credere a qualcosa. Perché? Beh, perché io devo essere convinto che mi ritrovo con un gruppo di persone che sta perdendo il tempo con lo stesso convincimento. Se io ho la sensazione di venire lì a perdere te, alla terza riunione non ci vengo più e ne aggiungo un'altra, se questa cosa è vera perché addirittura sei già iscritto, tanto più è vera per i non iscritti, che sono importanti, che sono compagni di strada importanti magari, che non vogliono iscriversi, che però una battaglia la fanno volentieri con te e loro ti ci vengono una volta. Ma se quella volta hanno la sensazione che non gli dai informazione, che sei inconcludente, cioè che non hai preso una decisione alla fine dell'incontro e che non impatti, cioè non diventa opinione pubblica, quella che diventa, quelli non ci vengono più. E ricordiamoci tutti insieme che questo paese non soffre di allontanamento dalla politica, nessun indicatore sociologico ci dice questo paese ha un forte impegno politico, questo paese si sta allontanando non dalla politica, dai partiti, anzi dal partito, perché gli altri partiti non ci sono proprio. Quindi il rilancio di una cosa di questo tipo ha bisogno di quella strana, incredibile combinazione di straordinaria concretezza, perché alla fine ognuno di noi vuole, con questa sofferenza che c'è, vuole parlare di cose che sono rilevanti, ma al tempo stesso anche di parlarne con un livello alto, cioè dicendo con un'interpretazione, se no, come dire, si chiamava teoria e prassi.
ringraziamo Fabrizio Barca e vi invito, se ancora non l'avesse fatto, a leggere il documento, che ovviamente permette di approfondire gli aspetti che lui ha solo toccato in questi 40 minuti. Ovviamente vi ricordiamo che sta girando in sala il foglio per iscriversi, per intervenire nella prossima ora. C'è quel ragazzo che si chiama Carlo in giro per la sala. Si vuole sempre montare. Grazie Carlo. Ok, partiamo con i 3 interventi previsti che verranno affrontati dagli esponenti e segretari dei circoli cittadini e tematico di Cagliari, nello specifico per Andrea Costa, segretario del Circolo Rinascita del Fili di Cagliari, Enzo Strassera, esponente del Circolo La Palma, e Cristiano Cassangia, segretario del Circolo Tematico Copernico. Lascio a voi subito la parola, così iniziamo a entrare nello specifico del confronto pubblico. Io vorrei partire anche su sollecitazione di qualche compagno del mio circolo nel sottolineare la presenza straordinaria per questo salone. Nell'ultimo periodo si è fatta veramente molta fatica a riempire le prime sedie, non le ultime. Ora io sicuramente tanti di voi sono giustamente incuriositi ovviamente dai ragionamenti e dal documento di Barca. Mi auguro anche che tanti di voi invece siano qui presenti anche proprio dal proprio impegno, dalla propria voglia di parlare di politica, di non partecipare soltanto ai concorsi di bellezza nel scegliere questo o quel candidato, ma di affrontare i temi e di esserne partecipe di quei temi. Non c'è bisogno. Io vorrei partire da una considerazione. Non sarò ordinato, però voglio partire da qui. Gli italiani hanno un vizio più marcato rispetto agli altri. Se falliscono in qualcosa è sempre colpa del vicino, non è mai responsabilità propria. Se la politica è insoddisfacente non è colpa del mio scarso impegno nella politica, è sempre colpa di un gruppo dirigente che non si capisce esattamente come è arrivato a quelle posizioni. È un po' una società che ha scelto negli ultimi decenni la strada più semplice, che ha sempre preferito evitare la fatica, il sudore, l'impegno. Io un po' la definisco nel mio piccolo la società del drive-in. Eravamo tutti alti, biondi con gli occhi azzurri, eravamo perfetti, eravamo tutti ricchi, non c'era niente che non funzionasse, e su questo ci siamo quasi autoeducati ad avere tutto senza impegnarci. È tutto un diritto, non c'è il dovere per conquistare quel diritto, deve essere riconosciuto a priori. Vi faccio alcuni esempi, io mi aiuto con degli esempi. Nel mondo della scuola siamo diventati forse buonisti? Io sicuramente ho qualche anno in meno rispetto a tanti di voi, ma se un bambino delle elementari non sapeva fare 2+2 andava bocciato, andava in qualche modo educato a correggere se stesso, poi aiutato a imparare quel 2+2, ma non poteva essere in qualche modo sempre premiato dicendo è colpa del sistema, poverino. Quel bambino è arrivato alla maggiore età che probabilmente il 2+2 non lo sapeva fare e non capiva neanche perché era successo questo. Mia sorellina si è laureata 2 anni fa, se ricordo bene, ci ha messo un po' troppo tempo, si è messa a lavorare, eccetera eccetera, è andata a discutere la tesi così come tante altre ragazze. C'era una ragazza che mi ha incuriosito particolarmente, sicuramente in perfetta regola con gli esami, probabilmente tutti 30, che discutendo la propria tesi ha detto l'esatto opposto di quello che doveva essere, l'esatto opposto. La commissione l'ha ripresa ed è comunque la premiata, 110 lode. Cioè, com'è possibile? Dov'è la meritocrazia? Cioè, se uno commette un errore, certo non vuol dire che lo devi mettere alla gogna, ma gli devi far notare l'errore, lo devi accompagnare verso un modo magari di studiare migliore rispetto a quello che hai utilizzato, non a fare il compitino fine a se stesso, e comunque vieni premiato ugualmente. La mia generazione spesso la definisco una generazione bruciata, so che sono molto duro e crudo. I ragazzi che stanno dall'altra parte del Mediterraneo, Nord Africa,
spesso sono in condizioni simili alle nostre, non hanno lavoro, non hanno possibilità e via dicendo. Noi abbiamo un qualcosa che loro non hanno, che si chiama welfare familiare. Noi stiamo vivendo sulle pensioni dei nostri genitori, stiamo consumando quelle risorse pensando che non succeda niente, che vada bene così. Arriviamo a 40 anni e pensiamo ancora di essere 19enni, continuiamo ad andare alle feste, abbiamo tutti le organo ovviamente, e sembra che non sia cambiato il mondo. Finirà, è inevitabile, finirà per limiti di età, dovrà pur finire e noi non ce ne rendiamo conto. Vi faccio un altro esempio, un po' di frustrazione rispetto a questa società. Nel mio lavoro ho la fortuna, insomma, di avere tanti collaboratori, mi fa piacere questo, però a volte mi incazzo perché l'altro giorno dovevamo pagare gli stipendi. Eravamo un mese a un nuovo assunto che gli chiedevamo l'IBAN, aveva il conto, dacci l'IBAN, l'8 facciamo gli stipendi, il 9 ce l'hai sul conto. L'abbiamo elimosinato fino al 10. E il tuo stipendio, porca miseria, ma cosa ti costa impegnarti un pochino e comunicarti? Ma devo venire io a prenderlo. Un altro signore ha preso, invece non all'IBAN, gli abbiamo mandato l'assegno, ci ha chiesto se doveva venire a Cagliari a ritirarlo. Gli ho chiesto, ma cosa vuole? Le mando una bustina con monete da 50 centesimi. Cioè sono i tuoi soldi e tu non ti impegni per riscuotere i tuoi soldi. L'ultimo esempio, peggiore. Su un progetto è stata coinvolta una persona che aveva bisogno di lavorare. L'assistente sociale l'ha chiamata, oh c'è da firmare, ma io sono alla casa al mare. Ora l'assistente sociale, invece di buttare il progetto dalla finestra come avrebbe dovuto fare, ha firmato. Ha sbagliato sicuramente, il buon cuore, una società buonista che comunque anche se sbagli o se non hai voglia ti accarezza. Questo perché lo dico? Perché poi la politica è la rappresentazione della società che viviamo. Non c'è una politica differente rispetto a quello che la società poi va a eleggere. E noi siamo eternamente alla ricerca di buoni padri di famiglia, di quelli che ci risolvono i problemi. Pensaci tu, delego. Perché dico questo? Perché secondo me noi abbiamo un problema di comunità prima che di partito. Noi abbiamo un problema serio di comunità, di senso di appartenenza, di senso di militanza, di senso di attaccamento. Pensiamo, come dire, che possiamo in qualche modo sempre decidere, avere il diritto per decidere chi sarà il leader, ma non avere il dovere di accompagnare quel leader verso un risultato o verso, come dire, la verifica dei risultati che porta a casa. Barca prima ha citato il PC. Quando mio babbo da ragazzino insieme l'ho visto a Ciccio Macci, si misero insieme alla FIGC a Cagliari, al partito ci si iscriveva ma dovevi essere presentato, dovevamo farti l'esame del sangue, era una cosa seria, lo so che non c'è più il PC, però la possibilità di decidere deve tornare una cosa seria. Non può essere che uno passi per sbaglio, decide e il giorno dopo magari va a decidere da un'altra parte. Ci deve essere un confine, ci deve essere una comunità a cui ci riconosciamo e la comunità non può essere il marchio, nome e cognome del leader di turno, deve essere un qualcosa di più importante, di un qualcosa di cui ci sentiamo attaccati per, non dico tutta la vita, ma un periodo lungo della nostra vita. E quindi noi dobbiamo riprendere un po' il valore dell'impegno. Il berlusconismo negli ultimi 20 anni ha contagiato anche noi, anche noi siamo alla ricerca del buon padre di famiglia al nostro interno, qualcuno che ci risolva i problemi e poi ci rivediamo dopo 5 anni. La politica è come un condominio, perché a volte quando parliamo dei grandi, come dire, di tante persone, delle elezioni, sembra tutto così distante. È un condominio. Se il condominio, io non vado alla riunione condominio e decidono, io non mi posso lamentare del fatto che abbiano deciso male. Se l'amministratore del condominio
ha rubato al condominio stesso e io l'ho rivolto, non mi posso lamentare criticando il gruppo dirigente eccetera eccetera. Quello che voglio dirvi c'è troppo chiasso però, non si sente. Quello che voglio dirvi è che noi dovremmo in qualche modo rafforzare il nostro d'appartenenza, la nostra comunità, ridefinire i valori, ridefinire quello che è il confine. Non vuol dire che deve essere un confine chiuso, io voglio portare gente dentro, cittadini più che gente, dentro il mio confine, ma non voglio che quel confine sia senza confini, sia illimitato. Siamo tutti, come dire, accogliere chiunque esso sia senza che, come dire, faccia parte di quel DNA, di quei valori, di quella storia. E questo non dipende dal gruppo dirigente. Il gruppo dirigente viene eletto dai singoli cittadini, dipende dall'impegno di ognuno di noi. Meno noi ci impegniamo, più quel gruppo dirigente che non funziona continua a fare quello che vuole. Più noi ci impegniamo e più possiamo veramente cambiare le cose. E lo scopriamo nei circoli, lo scopriamo sicuramente nell'associazionismo, ma veramente dipende dall'impegno, non dalla speranza che il prossimo padre di famiglia sia quello giusto. Grazie. Grazie, io volevo approfondire invece l'aspetto relativo alla selezione, la selezione della classe dirigente. È un elemento che mi sembra sia molto importante nel documento di Fabrizio ed è un elemento che sicuramente va preso molto in considerazione, soprattutto per quello che riguarda il metodo da utilizzare. Vale a dire, noi ci siamo dotati recentemente di uno strumento che è sicuramente molto potente e importante come quello delle primarie, ma purtroppo anziché vederlo come un punto conclusivo di un'esperienza per cui si arriva a decidere diciamo, la scelta attraverso le primarie dopo un percorso in cui si è ragionato, sono state portate avanti delle idee, sono stati fatti dei dibattiti, è stato da gruppi evidentemente in qualche modo organizzati, ma io penso a gruppi che siano organizzati su temi piuttosto che su chiamiamole amicizie o correnti come le vogliamo chiamare, che possano in qualche modo portare a presentarsi delle persone che poi potrebbero incarnare quindi quella metodologia, quelle istanze, quel modo di fare e che poi dovrebbero rappresentarci nelle istituzioni. Un secondo aspetto è sicuramente quello legato alla scelta delle persone che invece devono essere incaricate. Prima si è parlato di fondazioni bancarie, si è parlato di banche, ma ci sono anche altre scelte legate ad enti di governo e sottogoverno che comunque devono e vengono comunque fatte, e certamente anche lì deve esserci un metodo, e deve esserci un metodo che consenta poi di governare, anche perché dopo le Bassanini, dopo le leggi Bassanini, l'aspetto legato al funzionariato negli enti locali, nel governo degli enti locali è estremamente importante. Se noi abbiamo un funzionariato che diciamo, che non collabora con noi come amministratori, difficilmente riusciremo ad ottenere dei risultati positivi, difficilmente riusciremo a far funzionare come desideriamo la macchina burocratica. Dopodiché resta l'altro aspetto che è ugualmente importantissimo, cioè la separazione fra partito e eletti, e in particolare fra dirigenti di partito ed eletti. Questo è un tema che era stato messo in evidenza in particolare alla fine dell'esperienza del PC da un movimento che poi si era chiamato Alleanza Democratica e che in un modo o nell'altro ha contribuito poi a fondare anche il Partito Democratico attraverso l'esperienza dei democratici, della Margherita, e poi è finito nel Partito Democratico, e lì si erano messe delle regole estremamente precise su quello che era il rapporto fra le persone che rappresentavano il partito e le persone che potevano partecipare alle competizioni elettorali, senza dover arrivare ad una norma così rigida. E d'altra parte, come giustamente Fabrizio ricordava precedentemente, noi italiani siamo un po' ammalati di norme, nel senso che facciamo tante bellissime leggi temperate solo dal fatto di non essere applicate, diceva Guicciardini, perché troppo severe.
Allora, vorremmo delle leggi, o meglio, delle norme, o meglio, dei regolamenti che siano semplici, ma che siano chiari e applicabili. E questo certamente deve valere anche nei rapporti fra il partito e fra gli aspiranti eletti prima e gli eletti dopo. Io ho avuto un'esperienza di circa 3 anni in Consiglio provinciale e devo dire che il rapporto con il partito non è mai stato molto stretto, se vogliamo, nel senso che tutta una serie di problemi di fronte a cui ci siamo trovati difficilmente ci potevano essere risolti o comunque venivano discussi in ambito di partito, anche quando probabilmente sarebbe stato necessario, perché sarebbe stato necessario un coordinamento anche con altri amministratori presenti a livelli regionali o nelle altre province o nei comuni, e sicuramente il partito in questo caso non ha fatto da cinghia di trasmissione o comunque da mezzo di comunicazione per trasmettere problemi, idee e scambiarsi eventualmente anche delle esperienze. Questo partito probabilmente invece dovrebbe farlo, il partito dovrebbe farlo mettendo a disposizione una rete di comunicazione che permetta a tutti quanti appunto di poter in qualche modo interloquire con gli altri amministratori da una parte, con le persone che nel partito rappresentano, sono portatori di interessi e quindi contengono quella informazione, quella sapienza che sicuramente è molto superiore a quella dei saggi. Quando hai parlato dei 10 saggi mi è venuto in mente un passo di Gulliver di Jonathan Swift, quando lui va a visitare l'isola di Laputa, che è un'isola galleggiante, fluttuante meglio, dove sono stati raccolti tutte le migliori menti del regno che per risolvere tutti quanti i problemi non ne risolvevano ovviamente nessuno, mentre i problemi venivano risolti dalla regina e dal suo gruppo di signore che con mente pratica riuscivano a trovare le soluzioni. Quindi sicuramente bisogna tornare un po' a quello che è una praticità. Sicuramente poi nella selezione della classe dirigente non dobbiamo dimenticare anche un altro aspetto. Noi per 30 anni, sicuramente come Sardegna, sicuramente come Mezzogiorno, forse anche come Italia, abbiamo potuto usufruire di risorse cospicue che venivano dall'esterno. Il compito della politica diventava quindi quello di indirizzare questi flussi verso delle soluzioni preferenziali. In alcuni casi sono state costruite delle cose, in altri casi sono state fatte delle scelte che sono assolutamente scelte clientelari, che ci hanno portato poi ad a sprecare queste risorse. È un problema che è molto simile peraltro a quello che viene descritto da Misamoio nel Dead Eyed, aiuti mortali, in cui sostiene che gli aiuti che vengono dall'esterno verso l'Africa la stanno condizionando a tal punto da impedirne uno sviluppo autopropulso, che è più o meno il problema che in qualche modo abbiamo vissuto noi in Sardegna. Abbiamo sempre ritenuto che i nostri problemi potessero essere risolti da aiuti, da qualcosa che viene dall'esterno, non ci siamo mai messi in testa di considerare quello che abbiamo, di investirlo, di sfruttarlo al meglio e di costruire qualcosa che poi diventasse duraturo. Mi auguro che il partito nei prossimi anni riesca a diventare qualche cosa che possa coagulare delle energie che portino a fare queste scelte. Sicuramente però è importante che le persone partecipino. Oggi mi fa veramente molto piacere trovare questa sala piena, perché tante volte la sala, come giustamente era stato ricordato precedentemente, è una sala vuota. È una sala che è rimasta vuota perché molta gente dice giustamente non mi riconosco in questo partito. Però è anche vero che nel momento in cui il mio partito non funziona è il momento in cui più devo impegnarmi in modo tale da modificarlo, da cambiarlo e di fare sì possibilmente che funzioni. Questo si sente? L'argomento che avevamo deciso di approfondire oggi, o meglio di portare alla vostra attenzione come ciclo tematico Copernico, tra quelli trattati da Barca nella sua memoria, era il tema della mobilitazione cognitiva, che è quella mobilitazione, quella partecipazione alla base di cui ha parlato poc'anzi Fabrizio Barca, che deve servire a far emergere dal basso
non solo dal partito ma da tutto quello che gli ruota intorno, proposte che siano delle proposte di governo locale, che siano proposte anche di governo più alto. Come circolo abbiamo intrapreso questa strada circa un anno fa, abbiamo fatto un tentativo insomma, per andare nella direzione della mobilitazione cognitiva a partire da una domanda fondamentalmente. La domanda, o meglio, da una considerazione. La considerazione è che l'elettorato che ci troviamo di fronte come partito, che siamo noi stessi elettorato, è profondamente cambiato in questi ultimi 20 anni. È in generale un elettorato più istruito, soprattutto nei giovani ovviamente, ma non solo, è un elettorato più informato, e questo grazie anche alla rete, ed è un elettorato che non è vero che non ha voglia di partecipazione, ha voglia di partecipazione, ma la canalizza verso altri soggetti, che non sono i partiti politici, ad esempio le associazioni, i movimenti, volontariato, verso la stessa rete se vogliamo, perché anche la rete in fondo è un modo di partecipare, magari come spiega Fabrizio Varga nella memoria, è confuso, magari non sempre produttivo, però è un modo di partecipare. E quindi la domanda, la scommessa è, cioè non è tanto quella se dobbiamo essere più un partito del gazebo o se dobbiamo essere invece il partito degli iscritti. La domanda, l'esigenza è quella di far partecipare le persone, far partecipare in particolare, come scrive Varga nella memoria, i giovani a un processo direttivo nei circoli del partito, far partecipare quelli che sempre Fabrizio Varga chiama gli altri, cioè i soggetti esterni, i soggetti indipendenti che possono dare un contributo serio e dialettico alla costruzione della proposta politica di un partito e che sia gestito, un processo gestito anche se vogliamo da un partito. A partire da queste considerazioni e per incamminarci su questa strada, un anno fa abbiamo costituito il circolo, e quello che io vi racconto è semplicemente il racconto di un'esperienza, non starò qui a fare lunghi discorsi sulla mobilitazione cognitiva. Abbiamo scelto di costituire un circolo tematico. Perché tematico? Sapete che il circolo tematico non esiste nello Statuto Nazionale del Partito Democratico. Si costituisce nello Statuto regionale del Partito Democratico e ha due caratteristiche che ci parevano particolarmente interessanti. La prima caratteristica che ci pareva interessante è che è codificato come circolo di iscritti ed elettori, e questo ci ha consentito di fare una piccola sperimentazione, cioè di sperimentare un nuovo metodo, una nuova modalità di adesione, se vogliamo una doppia modalità di adesione al circolo. Cioè al nostro circolo tematico possono aderire persone che poi si iscrivono al Partito Democratico e vengono destinati al proprio circolo territoriale e frequentano il circolo tematico e anche il territoriale, se hanno piacere di farlo ovviamente, e persone che invece non hanno ancora maturato questa convinzione, cioè sono magari quelle persone che hanno un tema caro, che si vogliono spendere su una particolare questione, che entrano nel suo circolo per seguire quella particolare questione. La cosa interessante, la cosa rilevante secondo me è che nel circolo tematico iscritti al PD e non iscritti al PD hanno gli stessi diritti in termini di libertà di iniziativa, in termini anche se vogliamo di responsabilità all'interno del circolo, e hanno gli stessi doveri. Hanno gli stessi doveri perché hanno tutti, in particolare questo mi preme, il dovere di contribuire al sostentamento del circolo. Cioè gli iscritti al PD e i non iscritti al PD, al di là di quella che è la quota della tessera, versano al circolo una quota di iscrizione che permette al circolo di essere completamente autofinanziato, di sostenere le proprie spese fisse e di sostenere anche le spese per l'attività politica del circolo stesso. È una cosa importante questa. Varga lo dice ad esempio nel suo documento, che progressivamente il partito si dovrà staccare dalla dipendenza anche economica dallo Stato, cioè ridurre sensibilmente la quota di finanziamento pubblico, oltre che monitorarla in maniera diversa, e farsi sostenere invece in particolar modo da quelli che sono i contributi degli iscritti e dei partecipanti. Ed è quello che, non è che l'abbiamo fatto per precedere nessuno, ma quello che abbiamo tentato di fare l'anno fa. La seconda cosa che ci pareva molto interessante è che i circoli tematici superano il concetto di territorialità inteso come residenza.
Voi sapete che per chi si vuole iscrivere a un circolo PD si deve iscrivere, fatte salve alcune piccole eccezioni, al circolo PD di residenza. Secondo noi questo è un concetto, poi criticherete, siamo qui per questo, per discutere, un po' superato. Per esempio a Cagliari ci sono solo 5 circoli territoriali attivi e sarebbe invece auspicabile, non sono nemmeno uno per quartiere, sono uno ogni 2 o 3 quartieri se vogliamo, sarebbe invece auspicabile che i circoli fossero di più e che le persone fossero libere di iscriversi al circolo che propone l'attività politica di maggiore interesse, perché questo stimolerebbe moltissimo la partecipazione delle persone alla politica, alla vita di circolo, cioè io vado dove si fanno le cose che mi interessano. Cosa fa poi, vado a chiudere perché i tempi sono brevi, ho dai 5-7 minuti e penso di esserci già. Cosa fa poi in concreto un circolo tematico, il nostro circolo tematico, nella direzione della mobilitazione cognitiva? Vi dico alcune cose, 3. Primo, condivide la sede con le associazioni, c'è una condivisione della sede del circolo con le associazioni all'interno di uno spazio più grande, di un contenitore gestito solo da un'associazione che si chiama Democratica, adesso faccio un po' di pubblicità. Stiamo sempre alla ricerca di associazioni, non bastano mai, quindi chi fosse interessato. Questo è molto importante, primo sul tema dell'abbattimento dei costi, secondo perché consente di stabilire un contatto, anche se è parecchio difficile, ve lo dico perché sono molto diffidenti nei confronti delle forze politiche, con le associazioni residenti per cercare, per tentare di realizzare delle iniziative assieme, si partecipa noi alle loro alle nostre e così via. La seconda cosa che facciamo è dare vita a delle iniziative pubbliche che vedano coinvolti i soggetti e associazioni del tutto indipendenti dal partito, sempre per favorire l'arricchimento del dibattito, per favorire nel dibattito la presenza di punti di vista diversi, a volte anche contrastanti. Abbiamo ospitato anche un consigliere regionale del PDL una volta, si parlava della riforma della legge elettorale regionale. Adesso questo non è un soggetto indipendente, però è così giusto perché non sia. La terza cosa che fa, la più importante probabilmente, è che il lavoro del circolo è un lavoro per gruppi tematici. Questo è molto importante, consente innanzitutto di destinare, adesso le chiamo banalmente risorse, sono persone ovviamente, le persone del circolo sui temi di maggiore interesse e quindi di attirare l'interesse e la partecipazione di tutti quelli che sono iscritti al circolo. La seconda cosa importantissima è che il lavoro per i gruppi stimola la libertà di iniziativa e stimola anche la responsabilizzazione delle persone. Cioè vige una legge che Matteo conosce benissimo, scritta nel circolo Copernico: chi propone organizza. Cioè non esiste più che un iscritto propone, poi ci deve essere un direttivo che si fa carico di prendere una proposta, di elaborarla, sottoporla all'assemblea, ma c'è una persona che ha una proposta, raccoglie un gruppo di persone attorno a quella proposta, la porta avanti, ha libertà di iniziativa nel portarla avanti, ma anche la responsabilità di fronte al circolo di portarla avanti e deve rendicontare al circolo sullo stato delle cose. Mi sembra che con le cose che facciamo, la chiudo qui, vi dico solo una cosa importantissima in chiusura, i risultati, perché anche qui Fabrizio Barca ci insegna che un'esperienza non è che io vengo a raccontarvi la storia del circolo Copernico e poi il circolo Copernico 10 iscritti aveva 10 iscritti A o cose di questo genere. I risultati ci sono, secondo me sono interessanti, so che è un'esperienza che è stata anche criticata, però io vi dico che secondo me sono interessanti. Abbiamo realizzato in un anno 22 iniziative tematiche, abbiamo coinvolto in queste iniziative tematiche pubbliche una quindicina tra soggetti e associazioni dipendenti. Gli iscritti nel 2012 erano 52, ad oggi nel 2013 sono 104, quindi insomma, c'è un aumento del 100%, in totale controtendenza con quello che sta succedendo invece nel Partito Democratico. E di questi 104, 47 sono donne, quindi siamo quasi il 50%, e 26 sono giovani sotto i 30 anni, anche questo ha una certa rilevanza per quello che dicevamo prima sul coinvolgimento dei giovani. E ci sono 9 gruppi di lavoro attivi. Chiudo dicendo che il cammino da fare è tanto, che la mobilitazione cognitiva di Barca ha una seconda fase che è quella ascensionale, diciamo, dove bisogna portare questi processi di conoscenza e di partecipazione, di conoscenza in particolar modo,
verso i soggetti istituzionali pubblici più prossimi, chiaramente verso i soggetti di partito di livello più alto che sono più prossimi. Qui ancora dobbiamo lavorarci tanto, però penso che se andiamo nella direzione del documento di Barca, nella direzione di un radicale cambiamento del modo di fare del partito, insomma, riusciremo anche pian piano a raggiungere questi obiettivi. Grazie. Ricordo che i tempi sono stretti per garantire la più ampia partecipazione e il primo iscritto a parlare è Antonella Casula del Cappello di Cagna. Sono tutti. Intanto lasciatemi dire che stasera io mi sento orgogliosa di essere democratica per quello che è successo e credo che di questi tempi non succedano queste cose. No, partendo dall'introduzione, dalla bellissima introduzione di Marta che ha detto che oggi siamo tutti in palestra, a me viene da chiedere a Fabrizio: perché non ti candidi a dirigere il nostro partito? Io so che tu hai detto no in più di un'occasione, però tu sei una di quelle persone che è arrivata nel nostro partito da fuori, ti sei avvicinato a noi, hai iniziato ad ascoltare quello che si diceva nei circoli, a parlare con le persone. Ipotizziamo un futuro non molto lontano, Fabrizio Barca segretario del PD. Cosa farebbe per far sì che il PD diventasse veramente il primo partito e non ci fossero tutte quelle cose che stanno avvenendo all'interno del nostro partito, e magari prendere come piccolo riferimento quello che sta succedendo nel nostro circolo? Grazie. Iscritta a parlare Luigi Pintori. Poi adesso andare dalla sala speciale. Facciamo parlare. Grazie per l'opportunità. Diciamo che il fatto che in genere non ci sono contenuti